Conferenza stampa oggi presso il comando della compagnia dei carabinieri provinciali di Agrigento per illustrare una serie di operazioni brillantemente portate avanti dai carabinieri della provincia e che hanno interessato diversi comuni, tra cui Licata Canicattì e Campobello di Licata. A Campobello di Licata è stato sequestrato un concessionario di auto. 3 persone azzeravano i contachilometri in macchine usate denunciati dai carabinieri per frode in commercio. A conclusione della complessa e articolata attività di indagine coordinata dal procuratore della Repubblica, dottor Patronaggio, i militari della stazione dei carabinieri di Campobello di Licata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su proposta del PM Maria Barbara Grazia Cifalino, apponendo i sigilli su uno stabile adibito ad autosalone per la rivendita di auto usate e a 28 automobili di varia marca e modello contenute al suo interno. Le indagini hanno permesso di ricostruire le vicissitudini di diverse autovetture vendute da una società commerciale di Campobello di Licata specializzata nella compravendita di auto usate, la quale per giustificare il prezzo minore fuori mercato imposto alle proprie auto in vendita aveva deciso di diminuire i chilometri riscontrati nella strumentazione dei veicoli, ponendo in vendita delle auto con qualità diverse da quelle dichiarate dal cliente. Altra operazione si è conclusa a Licata, dove il collocamento in comunità di 2 minorenni è finito il lungo incubo di 3 disabili divenuti vittime di tortura a Licata. A mettere fine sono stati i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. Al termine delle indagini coordinate dal procuratore della Repubblica per i minorenni di Palermo, dottor Massimo Russo, hanno eseguito le ordinanze di misura cautelare firmate dal GIP su richiesta della sua indicata procura. I militari dell'Arma hanno accompagnato entrambi i 14enni incensurati licatesi in 2 distinte comunità. Oggi abbiamo lavorato con proficua forza e con lavoro di squadra con la Procura dei minori di Palermo, anzi ringraziamo il procuratore, il dottor Guardì della Procura dei minori di Palermo per il sostegno che ci ha dato. E poi soprattutto sì, oggi è la seconda parte dell'inchiesta che ormai va avanti da diverso tempo, riguardante delle torture che sono state fatte nei confronti dei disabili a Licata. Questa volta è toccato ai minorenni che da nuovi video che sono stati acquisiti abbiamo avuto modo di poter vedere situazioni davvero al limite della sopportazione. Oggi li abbiamo presi tratti via da un ambiente assolutamente degradato e portati in delle comunità nel catanese, a Biancavilla e ad Acireale, dove saranno coccolati e cercati di essere tirati fuori da situazioni complesse quali quelle dove si trovano a Licata, dove ovviamente purtroppo riscontriamo quotidianamente un forte degrado socio-culturale. Cerchiamo di lavorare tutti i giorni proprio affinché si possa trovare una soluzione e migliorare le condizioni in generale della città. Per questo proprio risiede nella funzione sociale dell'Arma dei Carabinieri. L'arresto in sé serve a poco se non a crescere dei semi che possano poi creare un fiore di speranza e di legalità in città. È un ambiente che stiamo controllando, cerchiamo di controllarlo anche per evitare che questi minorenni possano sviluppare un'inclinazione criminale. In questo caso praticamente abbiamo avuto la prova che questi 2 minori hanno compiuto uno degli episodi di tortura nei confronti delle persone che già in passato erano a noi note e che avevano determinato il fermo dei maggiorenni. Quindi questa si tratta di un'indagine che è una costola dell'altra indagine che riguarda i maggiorenni. Intanto ancora una volta è da segnalare la funzione sociale dell'Arma dei Carabinieri, che anche con i suoi più piccoli comandi è vicina alla gente e si adopera perché la popolazione non rimanga vittima di qualsiasi tipo di reato. Noi non dobbiamo arrestare, bloccare, dobbiamo curare, e per curare bisogna essere tutti insieme, istituzioni pubbliche, ma anche la Chiesa, il privato, la stampa, tutti coloro i quali possono
far veicolare un messaggio di positività, di miglioramento, di crescita sociale, di stop a quello che è un degrado morale in generale.